sai comprendere, mi lasci respirare, sei luce tu e luce fu, alzo gli occhi e riscopro il mondo e ti vedo in ogni angolo, sei tu, è solo tu che dai luce e risplendi dentro me. Vivo di sogni, di luce in fondo al cuore, libero di stare, seduto in riva al mare, e mentre il mondo esterno mi riempie di ovvietà, io rivivo di ambizioni, tu si semplica, comunque vada tu, che sai rincorrere sogni spenti, andati persi, e tu sai comprendere, mi lasci respirare, sei luce tu, e luce fu, alzo gli occhi e riscopro il mondo e ti vedo in ogni angolo, sei tu, è solo tu che dai luce e risplendi dentro me, e nulla samuta la stessa sorti, rinesce più di tutti i nipoti, e curvo incontro alla vita è forte, grido tuo nome in vano, tu corri in mano e puoi sentire che passa del tempo, e un correre veloce verso il vento, e sospirare dentro un sogno intenso, l'attimo in cui è cambiato, tutto è passato. È uno di quei momenti importanti, oramai è importante a livello nazionale, quindi siamo particolarmente felici sia come giuria sia credo come siciliani, come catanesi, di avere un premio che è riconosciuto tale in tutta Italia. La vicepresidente del CONI Vicario, Silvia Salis, è venuta proprio per testimoniare quanto è stato fatto in questi anni e quanto stiamo facendo ancora oggi. E tu hai detto bene due cose: uno è che si premia anche in qualche modo i giovani, quindi la voglia che hanno anche i siciliani, i catanesi di poter fare. Il secondo è una stagione che abbiamo voluto premiare particolarmente di grandi scudetti a Catania, quindi questa capacità, pur con tutte le difficoltà, pur con tutti i problemi che ci sono, di essere sempre e rimanere eccellenze. Quindi questo è un premio all'eccellenza, un premio al merito, e fa piacere che insomma questi segnali vengano da Catania, dalla Sicilia, insomma, dalla nostra amatissima terra. Quando io parlo di un campione olimpico, per me è anche un campione paralimpico. Questo segnale di inclusione che esce, perché poi sempre più forte lo sport è d'altronde insomma inclusione da tutti quanti i punti di vista, e il fatto che in questa premiazione sia fatta così tanta attenzione anche come numero dei premiati a questa, diciamo, categoria tra virgolette, a questa voglia di essere atleti e tutto insomma quello che c'è dietro, la passione, lo sforzo eccetera eccetera, credo sia un altro segnale di attenzione, di giusta, diciamo, promozione dello sport a 360 gradi. Questo è un appuntamento tradizionale e tutti ci partecipiamo con grande piacere, si ritrovano tanti amici, anche nomi importanti, e questo grazie naturalmente a Pippo Leone, alla verve di Pippo Leone, quindi ripeto un appuntamento imperdibile. Si parla di sport, sì, anche di sport internazionale, però devo dire la cosa bella è esaltare lo sport di casa nostra, nel caso specifico lo sport catanese, ma naturalmente anche lo sport siciliano, in questo caso parlo da presidenti di federazione, e ripeto è un appuntamento imperdibile, un bel momento, e diciamo veramente grazie a Pippo per quello che fa ogni anno con una manifestazione sempre più ricca. Io dico che lo sport è un po' il fiore all'occhiello della nostra città, quest'anno davvero sono arrivati risultati importanti, con scudetti importanti, a coronamento di un percorso che
è passato anche dall'impiantistica sportiva, tanti gli impianti che abbiamo restituito alla città, le società hanno risposto bene e ci hanno regalato, diciamo, questi preziosi successi che danno lustro sempre di più alla nostra città. La finale dei 100 metri con l'ottimo avvio di Giannis in corsia 2, molto bene anche Melluzzo, ma molto bene anche Ceccarelli a dare del filo da torcere proprio a Melluzzo, ed è Melluzzo ad andare a vincere in 10:13. Vento più 1.0, quel vento giusto per andare a far segnare grandi tempi. 10:13, primo titolo italiano assoluto vinto da Matteo Melluzzo. È tornato Samuele Ceccarelli che ha dato filo da torcere per 70 metri a Melluzzo. Bentornato Samuele, ma arriva al personale a 10:12 per Matteo Melluzzo, un tempo quasi catartico possiamo dire. Matteo, un importante premio che arriva dalla tua Sicilia. Sì, sono molto onorato di poter ricevere questo premio, soprattutto per gli illustri campioni che l'hanno ricevuto in passato, e ricevere questo premio a casa mia è davvero un enorme piacere. Hai parlato di illustri campioni, tu già sei un campione, ma abbiamo parlato anche prima, vuoi crescere piano piano, con calma, per confermarti quanto forte già sei ora e per ambire chissà a cosa. Sì, io non mi pongo dei limiti, però non mi metto autopressioni, non voglio delle scadenze, ecco. Quando arriverà il tempo che io ho sempre desiderato, sognato, sarò contento, ma al momento lavoro giorno per giorno per realizzare questo grande obiettivo. A proposito di lavoro, si parte con la stagione con l'indoor, poi ci dai un po' il quadro dei primi mesi dei tuoi lavori. Come l'anno scorso farò le indoor, quindi inizierò la mia stagione il 18 di gennaio ad Ancona. L'anno scorso l'ho iniziata il 19 gennaio, quindi diciamo che va bene così. Cercherò di fare un percorso un po' più lungo per quanto riguarda l'indoor. Lo scorso anno non ho fatto questo tipo di percorso, però la stagione è finalizzata al campionato mondiale che si svolgerà a Tokyo a settembre. Quindi sarà una stagione molto lunga, molto intensa, con vari appuntamenti importanti come il mondiale staffette che si terrà in Cina. Mi farò trovare pronto sia per la nazionale che per quanto riguarda l'aspetto individuale. Questa grande opportunità che ci è stata data per noi è chiaramente un onore. Noi operiamo da 6 anni non solo nel catanese, ma ormai un po' in Italia, siamo conosciuti, siamo una bella realtà e ci ripaga per un lavoro che è continuo nel tempo. È iniziato da una passione di 3 ragazzi
e fortunatamente sta portando i suoi frutti, sta dando i suoi frutti e speriamo di fare sempre meglio in futuro. Uno degli appuntamenti su cui ci facciamo forza e che ci ha dato poi una nomea anche sul piano nazionale, non solo a Catania, non solo in Sicilia. Il campionato italiano per società, l'obiettivo resta Bibbione 2025 con le finali scudetto e ovviamente far crescere i nostri giovani che sono poi il vero motore della nostra società. Silvia Salis, una presenza importante che testimonia la vicinanza del CONI a questa manifestazione che, fra parentesi, Silvia Salis conosce anche molto bene. Sì, per me è la terza volta e questa manifestazione ha seguito un po' le tappe della mia carriera sia da atleta che da dirigente, quindi insomma le sono grata, mi fa piacere tornare qua, ma soprattutto è importante che il CONI sia presente in tutta Italia, nelle isole, sud Italia, al nord, noi teniamo moltissimo a quello che sono i nostri territori, per cui è importante esserci laddove viene sottolineata l'attività sportiva sia della base ma anche all'altissimo livello. Qua abbiamo dei campioni olimpici e paralimpici, quindi insomma non si può mancare. Fatto accenno proprio ai campioni olimpici, paralimpici, è stata un'annata strepitosa con una serie di successi, ci sono tanti premiati, qui non faccio i nomi perché non è giusto poi ricordare uno e magari non ricordare un altro, però è stata veramente un'annata incredibile per l'Italia. Sì, siamo molto soddisfatti, ogni anno l'asticella è sempre più in alto, quindi è chiaro che i media si domandino ce la faranno ad andare sempre meglio. Per ora siamo riusciti a migliorare, a confermarci, insomma laddove non ci siamo migliorati siamo comunque rimasti nell'eccellenza mondiale, per cui io credo che questo sia un ottimo risultato, anche considerando che il fatto che il nostro è un paese non grandissimo e con un'età media molto alta, quindi ci sono pochi giovani, per cui confermarsi in un panorama mondiale sempre più globalizzato, dove paesi anche sempre più piccoli vincono medaglie a livello mondiale, olimpico, è qualcosa che deve far pensare che il nostro sistema sportivo funzioni molto bene. Premio alla carriera, alla Castagna d'Argento, per chi ha saputo innovare la professione del dirigente sportivo, una professione che cresce costantemente, che cambia ovviamente con i tempi. Quando si ha un premio alla carriera fa molto piacere ovviamente, ma vuol dire anche che la carriera ormai è finita ed è giusto così, nel senso che bisogna sempre lasciare spazio ai giovani. Però abbiamo cercato in questi anni appunto di dare un senso al lavoro nello sport, al manageriale nello sport, cercando sempre di stare coi piedi per terra e con la testa invece verso l'alto. Non è stato sempre semplice, perché l'Italia è un paese che non rispetta il merito, è un paese fatto di amichettismi, familismi e quant'altro, a tutti i livelli, mi si lasci dire, però siamo stati coerenti e con dignità abbiamo portato avanti un percorso, un pensiero. Pacche sulle spalle, sono diventato ricchissimo, per il resto ho avuto una vita felice e quindi devo solo dire grazie a Pippo, alla giuria, alla città di Catania che mi ha sempre voluto molto bene, e devo dire grazie a tutti quelli a cui ho cercato di trasmettere un modello di dirigenza sportiva serio, senza arroganze, senza pedissequietà, scusate il neologismo, senza farsi mai prendere dallo scoramento. Bisogna avere fiducia e essere sempre se stessi. Questo è quello che mi sento di lasciare. Per il resto posso solo dire grazie.
Alberta Santuccio, una medaglia d'oro olimpica fra le tante che risplende in questa edizione del Galà dello Sport, una catanese che viene premiata a Catania. Per me è sempre un onore ricevere un premio in quello che è la mia terra, quindi la Sicilia, perché la Sicilia comunque è un qualcosa che nonostante io sia sul tetto del mondo porto con me, e quindi ogni volta che vinco non vince solo l'Italia ma vince anche la mia terra e la Sicilia, quindi sono contentissima di essere qui oggi. Senti, questa è una domanda non certo molto originale, ma io voglio capire l'emozione di mettere quella stoccata decisiva in casa delle avversarie con 8.000 mi pare persone, forse anche di più, che tifavano anche in modo piuttosto forte per le avversarie. Sì, diciamo che descrivere le emozioni a parole è veramente difficile. Io dico sempre che il mio sguardo, il mio urlo finale descrive appieno quello che ho provato in quel momento, e ovviamente farlo con le francesi, a casa delle francesi, è stata un po' una goduria, lo ammetto. C'era una piccola curva italiana che si faceva sentire. Senti, programmi, progetti per Alberta Santuccio per il futuro? Si ricomincia, non vedevo l'ora di ritornare sulle pedane, perché mi sono presa la mia pausa, questi 3 mesetti me li sono presi, lo ammetto, però adesso sono tornata, sono più forte di prima e soprattutto comunque con molte più certezze, questo è l'importante, e quindi non vedo l'ora di rimettermi in gioco. She's done in the match, very brave to suddenly throw that one in. Will she do it again? I doubt it. I think a long one coming now. It's there, she's done it. She's done it. Well done. Rossi of Italy. Look at that, she's delighted. The coach is delighted, and why wouldn't you be? Paralympic gold medal. What an achievement. Why wouldn't you? You've just won the Paralympics. You want the ball as a souvenir. Ancora oggi faccio fatica a capire quello che è stato fatto in quel di Parigi. È stata un'emozione veramente, veramente grandissima, ed essere qui oggi anche a ricevere questo prestigioso premio ancora una volta è un piccolo passo per rendersi veramente conto di quello che è successo a Parigi. Veramente conquistare quell'oro è stato frutto di tanto lavoro, dell'averci veramente creduto sempre e dell'essersi impegnato tanto per conquistare questa medaglia prestigiosissima. Vengo dal mondo della pallavolo. Prima dell'incidente ero un'atleta di pallavolo, ho avuto un incidente a 14 anni da un tuffo in piscina, e il giorno che ho avuto l'incidente ero stata convocata per la squadra regionale di pallavolo, e quindi all'età di 14 anni era un grande risultato. Avrei partecipato e avrei rappresentato la mia regione, il Friuli Venezia Giulia, al trofeo delle regioni, e quindi per me comunque, dopo aver iniziato una carriera sportiva ed essermi realizzata come atleta con il tennis tavolo paralimpico, è stato veramente un sogno che avevo da bambina. Mai mi sarei immaginata da bambina di poter poi fare effettivamente quello che sognavo, e quindi l'atleta professionista, e averlo potuto fare con uno sport che ho scoperto dopo e che mi ha appassionato dopo è un qualcosa di bellissimo. L'immediato futuro ancora è proprio godersi questo straordinario risultato, e poi comunque con l'anno nuovo ci rimetteremo al lavoro per cercare di riconfermare i titoli che ho, e quindi attualmente sono campionessa europea, mondiale e paralimpica in carica, quindi si lavorerà per questo prestigioso progetto. Tarzan, what a beautiful, beautiful attack winning shot. 11-6, 11-6, 11-5. And Rungrios finally just couldn't find enough to match the power and pace. Ci ho sempre creduto nell'arrivare alle Olimpiadi, sono già stato a Tokyo, sono stato portabandiera alla cerimonia di chiusura, sono riuscito poi a vincere una medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi con un percorso netto, quindi credo sia la soddisfazione più grande quella di riuscire a tornare a casa a 21 anni e aver realizzato il più grande sogno di qualsiasi atleta. Rimarranno per sempre delle emozioni che ho sognato di vivere fin da bambino,
E penso che una volta che ho vinto, oltre ad essere stato molto felice per come ho interpretato una finale olimpica, che è penso una delle cose più difficili da interpretare, la tensione e la pressione, ero davvero molto felice di aver giocato in quel modo, ma soprattutto ero felice perché quel bambino di 8 anni che aveva cominciato a giocare, aveva cominciato a sognare di diventare un grande giocatore, ha realizzato il sogno. Quindi questa è l'emozione più grande, di aver realizzato il sogno che qualsiasi bambino e atleta ha. Il prossimo step sicuramente è ritornare in forma per i prossimi tornei. Come dico sempre, non voglio mai puntare ad arrivare in forma solamente agli europei, mondiali, olimpiadi, ma arrivare ad ogni torneo in forma per cercare di arrivare fino in fondo. Ovviamente non sto lavorando solamente nell'ambito sportivo, sto lavorando molto nell'ambito anche dell'università. Sono al 3º anno, ma sono un po' indietro con gli esami, sono a metà percorso. Credo adesso di poter dare, diciamo, un sprint anche dal punto di vista universitario e cercare di laurearmi entro Brisbane. Ho sempre cercato fin da bambino di reagire alle difficoltà, sono affetto da una malattia muscolare, ma ho sempre cercato di essere alla pari di tutti quanti, di lavorare tanto, lavorare sempre di più rispetto agli altri, perché ovviamente il fisico non mi permetteva di riposare e di lavorare meno rispetto agli altri. Quindi questa è stata la fase cruciale della concentrazione e lavoro che ogni giorno mi ha portato poi ad arrivare oggi qui a ricevere un premio così importante. L'ultimo frame di questo campionato non è più un sogno. La Domusbet TV Catania Beach Soccer è campione d'Italia per la 3ª volta nella sua storia, titolo che ritorna ai piedi del vulcano 6 anni dopo. È una gioia incontenibile, strameritata, che arriva a suggello di una stagione che ha già consacrato i rossazzurri campioni in Supercoppa e ad un passo da uno storico triplete. Si chiude qui il racconto di una finale che è già storia e di un'annata da ricordare negli annali per la Catania rossazzurra, che vince e sale nuovamente sul tetto d'Italia. Siamo fra le prime 4-5 squadre al mondo in questa disciplina e tutti guardano Catania come organizzazione. Quando vinci uno scudetto è perché hai preso l'apice, no, dello sport, quindi lo scudetto è sempre una cosa che rimane dentro. Stiamo lavorando, sicuramente c'è sempre da programmare, poi sai, realizzare un'arena sulla sabbia non è mai facile, quindi bisogna avere sempre tutto perfetto, è una volontà politica. Noi chiediamo questa struttura da parecchio tempo, è l'unica struttura che manca a Catania e quindi potrebbe portare tanta utenza, tanto turismo sportivo, tanti eventi da sabbia, quindi è una cosa da fare assolutissimamente. Però sai, noi siamo disponibili, aspettiamo il via per partire. Per noi è un orgoglio, è un vanto, perché abbiamo vinto l'ennesimo scudetto, 5 scudetti e una Coppa Italia. Abbiamo portato Catania nell'albo degli allori italiani e per noi è il massimo. Sono contentissimo, dovremmo riuscire a fare la Coppa dei Campioni a Graz in Austria e speriamo bene. Di riferimento per gli sportivi e per chi ama raccontare lo sport come noi, certamente consapevole del ruolo di diciamo narratore che oggi bisogna recuperare, perché bisogna mettere in evidenza la traccia non soltanto sportiva, per quello basta osservare, ma anche la traccia esemplare che poi si trasmette ai giovani e anche ai meno giovani. In tema di esempio, praticare attività sportiva è sicuramente un qualcosa che fa bene alla persona in tutte le sue sfaccettature. Raccontare di questo e riuscire a far emergere il meglio
è una grande responsabilità della nostra categoria, e per chi si mette al servizio dei colleghi come me certamente è molto gradito questo riconoscimento e aumenta il senso di responsabilità. Proprio recentemente abbiamo avuto la fortuna al Massimino di ospitare Alberta Santuccio, medaglia d'oro olimpica, che in occasione dell'inaugurazione del posto occupato, quindi una tematica sociale assolutamente pregnante e fondamentale, si è messa a disposizione, così come un grande sportivo deve saper fare, mettere al servizio di una causa nobile la sua grande popolarità, e noi siamo stati felici di accoglierla. Quindi sportivi, ma anche manager dello sport, ma anche colleghi attivi in quest'opera in questo circuito virtuoso che deve essere lo sport e il racconto dello sport. Vincere un premio significa in qualche modo confermare il fatto che siamo sulla buona strada. È un onore, è la nostra prima volta e quindi da presidente e da rappresentante dell'Equipe Orizzonte ringrazio tutta l'organizzazione e spero che a questo ne seguano altri. Sembra facile, ma in realtà non è scontato, anzi è sempre più difficile, quindi anche se alziamo ogni volta l'asticella l'obiettivo è sempre lo stesso. Grazie per l'attribuzione di questo premio che apprezzo molto. Ho visto negli anni l'importanza delle figure che sono state premiate e sicuramente questo mi rende molto felice. Io mi occupo di sport nell'ambito della difesa, quindi un'attività importante da parte dei 5 gruppi delle forze armate, di esercito, marina, aeronautica, carabinieri e del gruppo sportivo paralimpico. Un lavoro importante a sostegno dello sport, a sostegno dei giovani talenti, perché riteniamo che sia una missione da compiere per far sì che questi talenti possano non disperdere il proprio patrimonio, ma entrare in un gruppo sportivo, accrescere le proprie qualità e portare risultati e medaglie per il nostro paese. Per quanto riguarda gli atleti militari siamo molto soddisfatti. Lei deve pensare che 1/3 della delegazione italiana è formata da atleti militari e quasi il 50% delle medaglie di Parigi, quindi su 40, 19 sono state merito di atleti con le stellette, quindi siamo molto felici. L'ultimo atto, la notte della verità, la notte dello scudetto, benvenuti a Napoli.
Napoli, Meta Catania, gara 3 delle finali del futsal italiano. Benvenuti dal Pala Iacazzi di Aversa. Parte il Napoli che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra. Musumeci riesce a tenere il possesso, Turmena dentro, Pulvirenti! E il gol del Catania! Mancuso, destro! Mancuso! 1-1! De Luca! De Luca! Ma dimmi, la magia di Borruto! 2-1, il Napoli l'ha ribaltata! Vantaggio di Pulvirenti, poi il Napoli la prima pareggiata e poi con Bolo segna il gol del 3-1. Anderson riceve, subito raddoppiato, Anderson! Palla che sbatte sotto la traversa, gol. Gran gol di Anderson, la potenza di Anderson. 3-2, ha spaccato la porta Anderson, 3-2. Musumeci, Podda, il sinistro di Podda che poi si fa male, 3-3. E allora Pulvirenti, palla dentro per Musumeci, Boccao, 4-3. Il controsorpasso del Catania, parziale di 3-0. Mancuso, Borruto, palla dentro, Bolo, Ercolesi, 4-4, azione perfetta. Turmena, la palla è sul destro, ancora Turmena e poi Pulvirenti, il gol del Catania, il gol del 5-4. Nel rimpallo vinto da Turmena, la palla al centro per Pulvirenti che questa partita l'ha aperta. Pulvirenti e il gol del 6-4. Adesso è finita, vince il Catania, vince 6-4. Il Catania è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Il Catania ha fatto l'impresa. È pronto Carmelo Musumeci, il capitano del Catania, il capitano anche della nazionale azzurra, per alzare la coppa dei campioni d'Italia 23-24. La Meta Catania è campione d'Italia. Grande stagione, abbiamo conquistato lo scudetto dei catanesi e adesso cerchiamo di difendere il titolo e sicuramente sarà difficilissimo, però tenteremo di farlo. È stata una grande esperienza questa Champions League, praticamente abbiamo tagliato il traguardo tra il nono e il 12° posto, siamo partiti in 84, quindi abbiamo portato la città di Catania in giro per l'Europa e abbiamo concluso in maniera dignitosa, devo dire. E adesso cerchiamo di imparare anche nel crescere anche in campo europeo. Lavoriamo 365 giorni su 365, soprattutto questa stagione abbiamo disputato i preliminari, quindi abbiamo iniziato a luglio, abbiamo finito a giugno con lo scudetto il 28 giugno e a luglio abbiamo iniziato subito la preparazione, non ci fermiamo mai. Siamo con 4 equipaggi in un secondo, ma noi abbiamo i secondi 1000 metri e allora le ragazze ci vogliono fare sognare. Continuano a essere una bagarre incredibile. Parte Federica, va su di colpi ancora. Guardate che bella l'azione delle nostre azzurre. Vedo le boe rosse, Rossano, ci siamo oramai in chiusura. Vai ragazze, le azzurre cambiano. Qua non si scherza più, vai. Cambiano adesso. Andiamo a prenderci sta medaglia.
l'Italia si porta sotto e in questo momento, avendo 3 formazioni sulla stessa linea, ci permettono di sognare non solo in grande ma in grandissimo. Andiamo a fare il gran colpaccio, il colpaccio della vita, e c'è medaglia d'oro, c'è il photo finish sul traguardo. Valentina Rodini, una delle tante medagliate di questa edizione del Galà dello Sport, che cosa insegna vincere una medaglia così importante alle Olimpiadi? Allora, da noi si dice che in realtà insegnano più le sconfitte che le vittorie, ed è vero, perché dalle sconfitte tiri fuori qualcosa che non sapevi neanche di avere, però la vittoria ti insegna che c'è sempre un secondo che vuole batterti, ti insegna a non mollare, che devi resistere, ed è stato bello dopo la vittoria di Tokyo dover riconfermarsi, lottare. Non ce l'abbiamo fatta, però è stata una spinta motivazionale notevole. Senti, io ho letto anche da quello che è il tuo curriculum, insomma, di una ragazza che non è solo una sportiva, ma è un'ottima studentessa, si rapporta con la comunicazione e soprattutto con i più giovani. Che cosa vuole fare Valentina Rodini nel suo futuro? Sì, sono laureata magistrale in economia e comunicazione e credo tanto nell'istruzione e nella possibilità di conciliare sport e studio. Infatti con la mia compagna di barca abbiamo promosso una borsa di studio con i ricavati della nostra linea sportiva proprio per la duplice carriera scuola e sport. E in futuro voglio fare questo, voglio fare comunicazione, mi piacerebbe tanto fare organizzazione eventi, perché vedo gli eventi dello sport e vorrei riuscirli a comunicare e a trasmetterli veramente, perché il canottaggio è ancora uno sport poco conosciuto. Intanto ringrazio a tutti, sono molto onorata di ricevere questo premio a questa tenera età e no, non me lo sarei mai aspettato di essere così piccola e di arrivare a questo livello. Speriamo che sia solamente l'inizio e io spero di eccellere nelle altre comunque gare più importanti. Grazie a tutti, sono molto onorata di ricevere questo premio al mio circolo e al mio allenatore, mio padre, e a tutti comunque i miei allenatori, i miei tecnici sportivi e alla mia famiglia. Pippo Leone, siamo arrivati alla 19ª edizione con il solito parterre ricco di grandi firme dello sport nazionale, non solo. Ma diciamo che anche quest'anno siamo riusciti a fare una bella serata, siamo riusciti a soddisfare le esigenze un pochino di tutti, mettendo dentro 15 premiati, e non è facile perché abbiamo premiato una parte di campioni con medaglie olimpiche che svolgono un ruolo di singolo nello sport, abbiamo premiato anche delle squadre, abbiamo premiato anche un giornalista, abbiamo premiato 2 dirigenti sportivi e una squadra che lavora in un quartiere a rischio di Catania. Come sempre anche quest'anno è stato un grandissimo successo, adesso i problemi saranno l'anno prossimo che dobbiamo preparare il ventennale e già qualcuno mi dice cosa ci riservi l'anno prossimo. Io penso che di campione l'Italia ormai in questo ultimo periodo ne ha sfornati di così tanti che chiaramente avremo la difficoltà a scegliere, però l'anno prossimo vi vorremmo stupire con 3 grossi nomi che già ci stiamo cominciando a lavorare. Cosa dire? Che ringrazio tutti quelli che in tutti questi anni e anche quest'anno ci hanno seguito con molta attenzione e sono sicuro che stiamo preparando e forse abbiamo alimentato e stiamo alimentando anche un pochino lo sport siciliano e nazionale.
Un altro appuntamento speciale natalizio firmato Penalty. Vi aspetto sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold venerdì 27 alle 15:20 con la terza edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasio. Assolutamente da non perdere. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Stadium Sicilia vi aspetta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold venerdì 3 gennaio. Si ritorna in campo con le 3 squadre siciliane di Lega Pro. Vi aspetto! Auguri di buon Natale e felice 2025 a tutti gli sportivi siciliani da Ettore Tortorici.